Ritornare a camminare. Riprendere confidenza con un ritmo più lento, più naturale, più umano. Riconnettersi con l'ambiente, con chi ci circonda e con noi stessi. Vivere senza fretta e senza l'ansia di dover raggiungere per forza una meta o un risultato. Sembrano pensieri eretici nel mondo d'oggi, nel trambusto dei nostri giorni feriali. Per qualcuno il vero viaggio è quello che si fa a piedi, rispettando i propri tempi, i propri limiti e le proprie esigenze. Ciò che si fa con altri veicoli, treno, aereo, automobile, è solo spostarsi. Una filosofia estendibile ad altri mezzi lenti come la bicicletta o il cavallo, ma non oltre. Viaggiare a passo d'uomo significa darsi l'opportunità di una vera discesa nell'ambiente naturale, culturale ed umano che si attraversa. Prendersi il tempo necessario per capire, conoscere ed assaporare. Un modo di intendere, se non la vita, quantomeno i periodi di vacanza, che sta facendo sempre più proseliti nel mondo occidentale e che ha visto negli ultimi anni il proliferare di tendenze come lo slow travel e l'undertourism, il viaggio lento e il turismo alternativo, a cui si aggiunge il turismo di prossimità, che in un paese come l'Italia sarebbe peraltro un peccato non incoraggiare. Ci sono angoli della nostra penisola, contigui o appena un poco discosti dalle grandi mete del turismo nazionale ed internazionale, che meriterebbero maggiore considerazione e visibilità. Tante destinazioni insolite, misconosciute e sottostimate, dove fare incontri e scoperte sorprendenti. Il turismo dei cammini ha anche questa missione, è un modo alternativo per scoprire luoghi alternativi. Il Friuli è sempre stato nei secoli un luogo di transito. Per la sua conformazione fisica e la sua collocazione passavano di qui pellegrini e mercanti, popoli ed eserciti che da Oriente e dal Settentrione scendevano verso l'Italia ed il Mediterraneo. Tra la Livenza e il Tagliamento, ossia nel territorio noto come il Friuli occidentale, molti segmenti di quelle antiche vie sono stati recuperati ed oggi si intrecciano a formare una trama di itinerari, vecchi e nuovi, che combinano più interessi, quello devozionale, come sovente accadeva anche in passato, quello culturale e naturalistico. San Cristoforo era l'antico ausiliatore che proteggeva i pellegrini ed i viandanti, oggetto di grande devozione in tutto il Friuli, che è appunto terra di valichi e di guadi. A lui è dedicato il cammino omonimo, circa 450 km, considerando anche le digressioni per visitare ulteriori punti di interesse, che si dipanano trasversalmente ai piedi delle prealpi pordenonesi e, lungo il suo asse longitudinale, dal Pedemonte verso la stessa Pordenone. Lungo l'itinerario pedemontano, i camminatori di San Cristoforo entrano in Friuli attraverso Stevenà e poi Caneva, per proseguire verso Polcinigo, Budoia e Aviano. Il paesaggio è collinare, ma alla sinistra del viaggiatore si alza la quinta poderosa delle Prealpi. Inizia qui un teorema pressoché ininterrotto di piccole pievi, castelli, antichi borghi e ambienti naturali di grande suggestione. A Caneva i lacerti dell'antico maniero dominano ancora il panorama assieme alla chiesa della Santissima Trinità. Dalla località del Gagliardin, nella frazione di Sarone, inizia un altro itinerario molto amato, il Giro delle Malghe lungo la dorsale Cansiglio-Cavallo. Percorrendo una sorta di ballatoio che si affaccia sulla pianura del Friuli occidentale e che offre scorci di rara bellezza, ci si immerge in un mondo sospeso tra le nubi e nel tempo. Bellissimo quando il cielo è terso,
ma meravigliosamente affascinante anche quando è avvolto dalle nuvole o quando la neve ricopre ovatta ogni cosa. Ridiscendendo al Cammino di San Cristoforo, quest'ultimo tocca a cavallo tra i comuni di Caneva e Polcenigo il sito UNESCO del Palù, ritenuto uno dei siti palafitticoli più antichi dell'Italia settentrionale, con insediamenti che risalgono al Paleolitico, quasi 5.000 anni prima di Cristo. Luoghi umidi, irrorati da tanti rivoli e sorgenti, acque che sono scese nel ventre della montagna per poi riemergere ai suoi piedi, come la Livenza, che nasce nella località della Santissima e dopo qualche centinaio di metri ha già una portata d'acqua da fiume navigabile. Poco distante c'è il parco rurale naturalistico che si estende sul colle di San Floriano, dal quale si domina il centro storico di Polcenigo, uno dei borghi più belli d'Italia. Un teorema di rogge, stradine e palazzi signorili, dominato dai ruderi dell'antica residenza comitale. Lasciato Polcenigo si incontra un'area collinare, il Colle di Santa Lucia, e si entra in comune di Budoia, per salire poi leggermente verso la frazione di Dardago, splendido esempio di architettura spontanea. Qui si imbocca la digressione San Tomé, che risale alla Val Croda fino alla splendida chiesetta di San Tomé, appunto, incastonata sotto la parete liscia e strapiombante della montagna. Si scende poi verso Aviano, incontrando per prima la frazione di Castello. Siamo nella terra che diede i natali a Carlo Domenico Cristofori, noto alla storia come padre Marco d'Aviano, un umile frate cappuccino che con la forza della sua fede e del suo carisma guidò la vittoriosa difesa di Vienna contro l'assedio ottomano del 1683. A Castello si incontrano le tre chiese dedicate a Santa Giuliana, San Gregorio e Santa Maria Giuliana, oltre a un rinomato golf club. Il centro di Aviano offre il suo duomo, dedicato a San Zenone, ricco di apprezzabili opere pittoriche. Poi il cammino prosegue lungo il tratto, interamente panoramico sulla pianura, che dal colle San Giorgio, sul quale è adagiata la piccola pieve omonima, attraverso il bosco lungo un comodo sentiero che raggiunge il santuario della Madonna del Monte, luogo sacro, oggetto di grande devozione. Non va dimenticato che anche Piancavallo, celebre località del turismo di montagna, si trova in comune di Aviano e merita una visita
in ogni stagione. Proseguendo verso oriente, dopo i borghi di Grizzo e Gais, si raggiunge Montereale, sulle cui alture si trovano i lacerti di un antico castello, posto a sorveglianza della stretta dove il torrente Cellina esce in pianura. Dopo aver attraversato lo stesso Cellina, il cammino prosegue salendo fino alla chiesetta di Sant'Antonio e inoltrandosi nel pendio boscoso, percorrendo un tratto del sentiero Cai Frassati. Tra i monti Fara e Jouf, attraverso il millenario valico di Forcella la Creus, si scollina ad Andreis, primo paese della Valcellina, un altro spin-off del percorso principale che merita di essere imboccato. Andreis è il paradiso dei camminatori e del Nordic Walking. Sul suo territorio si intreccia un reticolo di sentieri con diversi gradi di difficoltà. Itinerari che consentono di immergersi nelle bellezze naturalistiche e storiche di un territorio che è parte importante del Parco delle Dolomiti Friulane. Il parco ha qui un centro visite ed un centro di recupero per l'avifauna, dove soggiornano i rapaci feriti per essere curati e poi rimessi in libertà. Maniago è nota come la città del coltello per l'antica arte fabbrile che vi si è sviluppata, partendo molti secoli fa dai magli che sfruttavano i salti d'acqua del torrente Colvera. Oggi è diventata un'attività artigianale ed industriale, di cui si conserva ricordo nel locale museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie. Dopo Maniago il cammino procede verso nord e imbocca la Val Colvera, risalendo l'omonimo torrente e percorrendola sino a raggiungere Pofabro, Frisanco e Meduno. Per concludersi a Pinzano, dove il tagliamento segna il confine orientale del Friuli occidentale. Un'altra direttrice del cammino di San Cristoforo scende perpendicolare a quella pedemontana, attraversando Spilimbergo in direzione Pordenone. Per un ampio segmento tra Pinzano al Tagliamento e Spilimbergo, il cammino di San Cristoforo condivide il percorso con la Romea Strata Alemagna, collegandosi attraverso essa alla rete dei cammini che dal centro d'Europa scendono verso Roma. Spilimbergo è lo snodo fondamentale di questa intersezione.
È la città del mosaico. Ma è anche un centro storico che racchiude le testimonianze di un grande passato, come il Duomo, impreziosito dalle opere di Giovanni Antonio de Sacchis, ed il castello, decorato dagli affreschi del Bellunello. Mentre le borgate di Tauriano, Barbeano, Gaio, Baseglia nascondono a loro volta tanti inaspettati tesori, come gli affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, del De Sacchis o di Pomponio Malteo, o le opere dello scultore Giovanni Antonio Pilacorte. Nel cammino di San Cristoforo, per chi vuole restare ai piedi delle Prealpi, c'è l'anello che da Spilimbergo riporta a Magnago. La densità di capolavori architettonici ed artistici presenti lungo il tracciato incoraggia i viaggiatori ad optare per questa ulteriore alternativa. Uscendo da Spilimbergo in direzione nord-ovest, in pochi chilometri il cammino tocca chiese e pievi di notevole pregio. Poco più a nord, nel centro abitato di Lestans, è possibile ammirare Villa Savorgnan e la chiesa monumentale di Santa Maria Maggiore, con il ciclo di affreschi di Pomponio Malteo. Altri capolavori si incontrano ovunque lungo il tracciato, da Sequals a Cavasso Nuovo a Fan. Cavasso Nuovo è il paese della cipolla rossa, una qualità autoctona coltivata da tempo immemore e riscoperta di recente, che rappresenta una delle eccellenze agroalimentari del Pedemonte. Ma il luogo merita una visita anche per il Palazzat, il palazzo gentilizio del XVI secolo, antica dimora dei conti Polcenigo-Fanna, che domina, poderoso, la piazza principale. Come per le tante borgate che disegnano i rilievi alle spalle del paese, Runcis, Vescovo, i Grilli, meravigliosi balconi sulla sottostante pianura pordenonese, e per i ruderi del Castello Mizza, altro belvedere che offre grandi panorami. La digressione pedemontana-Pordenone può essere percorsa sia in un senso che nell'altro. Procedendo dalla pianura verso il Pedemonte, la partenza è dalla chiesa di San Ulderico nella frazione di Villanova. Dopo aver attraversato il centro storico di Pordenone e il parco del seminario, si punta verso Cordenons. La città si trova alle porte di una vasta area naturalistica di grandissimo interesse, sospesa tra i Magredi e le risorgive. I primi caratterizzano l'alta pianura pordenonese, distese biancheggianti di ciottoli ed assolate brughiere, terreni magri, come suggerisce l'etimo stesso, che però custodiscono molti endemismi floreali, come alcune rare specie di orchidee, e che rappresentano la punta più occidentale delle grandi steppe dell'Eurasia. Il greto sassoso del Meduna, così come quello degli altri nostri fiumi torrenti, a cominciare dal Cellina, è invece chiamato grava. Molto vicino all'inglese gravel e al francese antico gravel, che significano entrambi ghiaia. Tutti e tre derivano con grande probabilità dal proto-celtico graua, cioè ghiaia, ghiaino, terreno ghiaioso.
ciclopiche colate di ghiaia e ciottoli, frutto dello sbriciolamento di montagne antichissime, i cui detriti alluvionali vennero sparsi dalle acque sulle terre a valle. Queste furono coperte da un materasso di ghiaia che rende il terreno permeabile e quindi magro e arido, fino a una fatidica linea trasversale che sembra quasi tirata con il righello, la cosiddetta linea delle risorgive. Da qui in giù la colata di ciottoli si interrompe quasi di colpo, ricominciano i terreni argillosi e l'acqua ritorna in superficie. I torrenti che sulla ghiaia appaiono e scompaiono a seconda delle stagioni e delle piogge, da lì in poi diventano fiumi anche navigabili. Tra Magredi e Risorgive, il territorio di Cordenons offre un reticolo di itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, per un'immersione totale nella natura a 2 passi dalla città. Come il percorso 10.000 passi di salute, che unisce la stessa Cordenons a San Quirino, poco più a monte, attraverso strade poderali e sentieri che toccano le risorgive del Minchiaruzzo, il parco del Parareit, i Magredi e il biotopo, una prateria che conserva ancora le caratteristiche originarie degli ambienti steppici. La brughiera che inizia a nord di Cordenons e ad est di San Quirino, dove si trova il cosiddetto SIC, sito di interesse comunitario, è un corridoio di autentico wilderness dove alcune specie come la lepre, la starna, l'occhione, la volpe, il capriolo sono stanziali, mentre altre, come il cervo ed ora anche il lupo, fanno sovente capolino scendendo dai monti. La variante del cammino di San Cristoforo che collega Pordenone a Spilimbergo attraversa i Magredi del Cellina e del Meduna, toccando Vivaro e le sue frazioni, e quindi Barbeano e Tauriano. La pedemontana pordenonese è anche attraversata dal cammino di Sant'Antonio, un itinerario di 250 km che unisce Gemona a Padova per poi scendere l'Italia fino a Capomilazzo, in Sicilia, dove si tramanda che nel 1221 il Santo dei Miracoli approdò salvandosi da un naufragio e da dove raggiunse Assisi per incontrare San Francesco. Gemona fu il primo luogo sacro al mondo a lui dedicato. Nel Friuli occidentale il cammino inizia a Pinzano per concludersi a Caneva, sovrapponendosi per buona parte a quello di San Cristoforo. Poi c'è la Romea Strata, di cui abbiamo parlato prima, che riprende parte degli antichi percorsi della Romea, il fascio di vie che fin dall'Alto Medioevo conduceva i pellegrini a Roma e che nel Friuli occidentale corre per un lungo tratto seguendo la sponda destra del tagliamento. Particolarmente ricca ed interessante è la tappa che unisce San Giorgio della Richinvelda a San Vito al Tagliamento passando per San Martino e Valvasone. Sui prati della Richinvelda si consumò l'agguato che costò la vita al patriarca Bertrando da San Genesio, figura centrale del Medioevo friulano. Il luogo di quel fatto di sangue è ricordato oggi da un cippo, mentre nella vicina chiesa fu portato il corpo esanime del patriarca, che in seguito divenne oggetto di venerazione e poi beatificato. Tutto questo territorio era ricoperto in età romana da una foresta immensa, la cosiddetta Silva Lupanica, temuta per le predazioni e gli assalti delle moltitudini di lupi che fuoriuscivano dalle sue oscurità. Lo stesso nome di Valvasone, Volaison in friulano, deriverebbe dalla matrice tedesca Wolf, lupo. L'immagine del predatore è presente anche nell'arme dei conti di Valvasone, come si vede nelle sale affrescate del loro antico castello, che domina, robusto ed altero, l'antico borgo.
San Vito al Tagliamento fu la patria d'elezione di Pomponio Amalteo, altro grande pittore del Rinascimento friulano, che qui ha lasciato autentici capolavori come nella chiesa dei Battuti. San Vito è un altro centro storico di impronta medievale, mentre nelle sue vicinanze l'area golenale del Tagliamento rappresenta un ambito naturalistico di grandissimo valore. Antica terra murata, San Vito custodisce autentici gioielli come il castello. Dimora degli Altan, famiglia aristocratica di origine germanica, impreziosito da diversi cicli di affreschi. O come la piccola pieve di Santa Maria in Castello, un tempo cappella gentilizia, all'interno del maniero stesso. O la loggia trecentesca o il teatro Arrigoni. Proseguendo lungo la sponda destra del Tagliamento, ci si imbatte a Gleris nella piccola pieve di Santo Stefano, con al suo interno cicli pittorici del XIII secolo e sulla facciata l'enorme San Cristoforo realizzato dalla Malteo che salutava e benediva i viandanti diretti verso il guado sul grande fiume. L'ultimo in ordine di tempo è il Cammino di San Rocco, disegnato durante l'estate del 2020 come auspicio per la fine della pandemia. 100 km a piedi da Pordenone ad Erto, da San Rocco a San Rocco. Un pellegrinaggio dedicato all'antico santo ausiliatore che proteggeva le genti dalla peste, una sorta di ex voto come quelli dei secoli passati, i quali erano un dono o un impegno che il fedele assumeva nei confronti di Dio, della Madonna o dei santi, per chiedere che gli stessi ne esaudissero le richieste, ovvero come riconoscenza per una grazia ricevuta. La partenza è dal Duomo di Pordenone, dove si trova uno dei San Rocco più famosi, quello dipinto ad affresco su un pilastro della navata da Giovanni Antonio de Sacchis e da molti considerato un suo autoritratto, per dirigersi attraverso il parco del seminario verso i Magredi del Cellina Meduna. Piccola deviazione verso Tauriano per visitare la chiesetta della Borgata, anch'essa dedicata a San Rocco, e poi ancora verso nord, in direzione Meduno, per percorrere la Val Tramontina fino a Chievolis.
risalire il torrente Silisia fino al lago di Selva e poi ancora avanti verso ovest e verso la Forcella Clautana, nel cuore di uno dei territori più wilderness dell'intero arco alpino. Da lì si ridiscende verso Casera Casavento, nell'Alta Valcellina, e ci si può concedere una sosta per visitare la famosa Orma del Dinosauro. L'impronta lasciata da un teropode su un masso di roccia dolomia durante il Triassico superiore, più di 200 milioni di anni fa, quando tutto quel territorio faceva probabilmente parte di una vastissima laguna. Nei dintorni si nascondono altre meraviglie come il Landreskur, una grotta che scende in profondità nelle viscere della terra per oltre 4 chilometri. Attorno a quell'enorme volta, che sembra la porta per un'altra dimensione, prosperano le leggende. Il suo sistema di gallerie, che arriverebbe fino ad Andreis, sembra il luogo ideale per nascondere uomini e tesori. Si dice che qui il patriarca di Venezia abbia fatto nascondere enormi ricchezze per sottrarle ai saccheggi delle truppe di Napoleone. Si scende poi verso la borgata di Lesis e verso Clout, con sosta in un'altra celebre chiesetta dedicata a San Rocco. Poi di nuovo in marcia, in direzione di Cimolais, lungo i prati di Pinedo, per imboccare la Val Cimoliana e al ponte Compol il sentiero per Forcella Ludina, fino a scollinare in Val Vajont. Destinazione finale, la chiesa di San Rocco, poco fuori dall'abitato della vecchia Erto, verso ovest, eretta attorno alla metà del XVII secolo, appunto come ex voto. Gli ertani vollero così ringraziare la provvidenza per aver risparmiato il paese dalla grande pestilenza che aveva colpito il nord Italia nel 1630, la stessa raccontata da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.
Tanti percorsi, tanti cammini per diversi livelli di esperienza e preparazione, da affrontare per intero o a segmenti, ricchi di varianti e digressioni da scegliere in base agli interessi o alla stagione. Il Friuli occidentale è una terra che vive nascosta, distante dalle rotte del turismo di massa, eppure custodisce tante ricchezze inattese. Storia, arte, architettura, natura, luoghi misconosciuti, mondi appartati, felici sorprese, che solo il passo lento e gli occhi curiosi del camminante permettono di scoprire.